Ho sentito un forte rumore, tipo mattoni che cadevano, sono subito corsa fuori a vedere e ho visto appunto l'albero sopra il furgone, ho subito chiamato il 112. Sono le 10:30, ha piovuto tutta la notte, ma vento e pioggia si sono fermati da ore, eppure un enorme pino marittimo si sradica dal ciglio della strada e finisce sopra due veicoli. Via Cernaia, la rotonda che collega stazione Centro e Bassanello si ingolfa di auto, è il delirio. L'albero, che si trova su un terreno di proprietà di un privato, cade su un furgoncino di una Mini Cooper, travolge anche una rastrelliera di biciclette. Due persone nel furgoncino e sotto l'albero una macchina con un ragazzo che penso in 3 secondi è scappato fuori e è uscito in velocità, non aveva graffi, segni di niente, quindi stavano bene. Erano sotto shock. Molto, sì, sì, soprattutto i due signori sul furgoncino che se lo sono visti cadere davanti. I 4 vengono portati sotto shock all'ospedale con 2 ambulanze sul posto. Si portano 2 mezzi della locale per gestire la circolazione e far defluire il traffico, mentre contemporaneamente 2 squadre di vigili del fuoco iniziano a tagliare i rami dell'albero per ridurli a segatura. Ci vorranno 3 ore per far tornare la situazione alla normalità. Sono diversi i pini marittimi che insistono sul centro della città. L'albero, riferisce l'assessore Antonio Bressa, era già stato segnalato. I tecnici comunali avevano comunicato alla proprietà la necessità di potarlo ed alleggerirlo, lavori che però non erano ancora stati eseguiti. Passano molti biciclette, anziani, bambini, cani, quindi insomma è andata bene che non passava nessun altro al momento.